È una lenta agonia, secondo l'ufficio studi della CGA di Mestre, quella che sta vivendo, dopo 2 anni di pandemia, il mondo del lavoro autonomo. In Veneto, tra la fine del 2019 e la fine del 2021, artigiani e commercianti hanno pagato un prezzo altissimo alla crisi. Perse 2.800 attività, di cui 1.173 piccoli negozi e 1.629 botteghe artigiane. E per chi è rimasto è arrivata la stangata dei rincari. Anche in Veneto il 70% degli artigiani e dei piccoli commercianti lavora da solo. Pertanto, rincaro di luce e gas, questi autonomi li stanno pagando praticamente 2 volte. La prima sull'abitazione, la seconda su botteghe o negozi. È Rovigo la provincia che ha patito di più con la perdita di 491 attività, ma il segno negativo interessa fortemente anche Belluno, dove le partite IVA chiuse tra artigiani e negozianti al dettaglio sono state 160. Le misure di mitigazione prese dal governo sono sicuramente importanti, ma ancora insufficienti per evitare la chiusura definitiva di tante partite IVA. Il governo intervenga subito, bisogna assolutamente mettere a livello nazionale un tetto al prezzo del gas, così come hanno già fatto temporaneamente Spagna e Francia. Molti di coloro che hanno chiuso definitivamente l'attività e non sono riusciti a trovare una nuova occupazione probabilmente continuano a lavorare in nero, sottolinea Zabeo. Se ancora dati ufficiali non ce ne sono, la sensazione è che il Covid abbia contribuito a incrementare sensibilmente il numero degli irregolari, che l'Istat calcola in Veneto in oltre 200.000. Non stanno meglio, secondo i sindacati, neppure i pensionati, messi in ginocchio dall'inflazione arrivata in Veneto al 6%. Un anziano su 2, secondo lo SPI-CGIL, è in difficoltà col pagamento delle bollette. Se la pandemia oggi fa meno paura, sono la guerra in corso e le prospettive per il futuro di figli e nipoti a preoccupare. Lo rivela il questionario a cui hanno risposto oltre 1 migliaio di pensionati. Per il 55% i rincari di luce e gas stanno influendo in modo decisivo sul bilancio di fine mese, tanto da dover mettere in atto tutte le strategie possibili per risparmiare sia sul fronte energetico che su quello alimentare. Va da sé quindi che per l'oltre 70% degli intervistati i provvedimenti messi in campo dal governo risultino insufficienti.